il posticipo del campionato di Serie B. Buonasera dal Perluigi Penso di Venezia. Tra pochi minuti in campo Venezia contro Cittadella. Pippo Inzaghi e Roberto Venturato devono però fare a meno dei nazionali e saranno assenze pesanti per le due squadre che si affrontano per questo che è l'unico derby veneto della stagione. All'andata vinse il Cittadella con un gol di rapina di Gianluca Listeri, che al ritorno gioca però con l'altra maglia, quella arancio-nero-verde dei lagunari di casa. Le due squadre si giocano una parte dei playoff, il Cittadella è quarto a 50 punti, il Venezia a 4 punti in meno, ma una partita ancora da recuperare a Carpi. Subito le formazioni: Pippo Inzaghi schiera il suo 3-5-2 con Vicario che sostituisce Audero, che è in nazionale, in porta. Poi in difesa ci sono Cernuto, Modolo e Domizzi, Frei, Falzerano, Bentivoglio, Pinato e Garofalo a centrocampo, Listeri e Heiko in attacco. Venturato dalla sua parte conferma il 4-3-1-2 con Alfonso in porta, in difesa a 4 con Pellagazzi, Adorni, Scagli e Salvi. A centrocampo ci sono Chianetti, Iori e Settembrini, Chiaretti dietro alle due punte, Strizzolo e Arrighini. Arbitra Pezzuto di Lecce, Baccini e dei giudici sono gli assistenti di fascia. È una splendida giornata di sole qui al Penso, 10 gradi, circa 6.000 spettatori con almeno 400, forse qualcosa di più, nella curva del Diporto Velico, quella occupata dai tifosi del Cittadella. Tutto è pronto per l'inizio di questa partita. Siamo al 17° minuto, ancora il risultato di 0-0 qui al Pierluigi Penso tra Venezia e Cittadella. C'è stata però un'azione pericolosa del Cittadella, uno schema su punizione con il pallone che è uscito al limite, poi il tiro di Chiaretti però è finito abbondantemente sopra la traversa, il pallone si è perso dietro la tribuna, probabilmente è finito in acqua al Diporto Velico che c'è proprio dietro allo stadio Penso di Venezia. Adesso il Cittadella che sta il Venezia che sta attaccando con Frei il pallone di testa a cercare sulla destra Falzerano, ma è stato anticipato. Partita che non decolla al momento con le due squadre che si affrontano per lo più a centrocampo. Sono poche le occasioni da rete. Ancora il Venezia in attacco con Frei che si accentra, pallone sul sinistro, non prova il cross, ma ancora Garofalo dal limite, gran volta il pallone colpisce all'incontro dei pali e poi esce per la fortuna di Alfonso, e quindi Venezia pericolosissimo in questa fase. È stato molto bravo Garofalo che ha raccolto il pallone al limite, se l'è portato sul sinistro, ha fatto partire una gran botta che aveva superato il portiere del Cittadella, ma si è stampato poi sul palo alla sua destra. 26 minuti e mezzo, Venezia 0, Cittadella 0, batte Strizzolo in area, in diagonale, il pallone colpisce il palo e poi torna tra le braccia del portiere Vicario, e qui è stato davvero molto fortunato il Venezia con su una rapida verticalizzazione per Strizzolo che è appena entrato in area, ha fatto partire un bel diagonale che ha superato Vicario, si è stampato sulla base del palo e poi il pallone è tornato direttamente tra le braccia del portiere arancio-nero-verde, e quindi siamo pari anche sul conto dei pali dopo quello compito da Garofalo per il Venezia, questo di Strizzolo. Partita che si sta infiammando in questa fase. Il tiro da 6,75. Il gol del Venezia al 29° minuto e ha segnato Listeri, l'ex del Cittadella, quindi Venezia 1, Cittadella 0. A te. Grazie Gennaro. E qui siamo al 31°, da 3 minuti il Venezia è passato in vantaggio con il gol dell'ex proprio di Listeri, che ha messo dentro dopo una bella azione di casa con Frei, il pallone in profondità perfetto per Heiko che è arrivato fino sul fondo, ha rimesso verso il centro dell'area piccola, e c'era Listeri che da 1 metro non ha potuto che deviare in rete. Il quinto gol con la maglia arancio-nero-verde del Venezia per Listeri, ne aveva segnati 5 nella prima parte della stagione anche per il Cittadella, e soprattutto aveva segnato anche il gol vittoria del Cittadella nella gara di andata. Contribuito a scavare il solco tra le due squadre. Scusami De Lorenzo, c'è un rigore per il Venezia, siamo al 45° minuto, è finito a terra Pinato appena dentro l'area, va Bentivoglio, mette giù il pallone sul dischetto, l'arbitro ci ha pensato qualche istante prima di indicare il dischetto del rigore, la dinamica è caduto un po' dopo essere stato toccato Pinato, probabilmente il fallo però c'era. È pronto Bentivoglio, l'arbitro fa segno ai giocatori del Cittadella di Venezia di rimanere fuori dall'area di rigore. È pronto
Bentivoglio, mentre sono scaduti i 45 regolamentari, parte e la tocca il portiere Alfonso, il pallone va in calcio d'angolo, è stato banato questo rigore, bravissimo Alfonso, si è buttato sulla sua destra, ha toccato il pallone, poi con l'aiuto anche della traversa ha tentato questa minaccia con il pallone che è finito in angolo. Sì, è iniziato il secondo tempo, il risultato è ancora Venezia 1, Cittadella 0, ma poco fa il Venezia ha fallito una grandissima opportunità con Pimato che aveva rubato palla al limite dell'area a Pelagati e poi servito in mezzo all'altezza della linea dell'area piccola Listeri, che è entrato un po' fuori tempo e ha messo il pallone incredibilmente sul fondo, ma davvero una grandissima opportunità per la squadra di casa per portarsi sul 2-0. Scusa Paolo, vai. Il pareggio della Cittadella, siamo arrivati al 18° minuto, il gol di Arrighini, molto bella l'azione della Cittadella, incredibilmente libero al centro dell'area, però Arrighini con una bella botta al volo in scivolata con il piede destro ha battuto il portiere del Venezia Di Cario. Quindi siamo arrivati al 18° della ripresa, Venezia 1, Cittadella 1. A te. Bella, dicevo, l'azione del Cittadella con Schenetti che è arrivato praticamente sul fondo, anche lui in assoluta libertà, ha messo il pallone in mezzo vicino al dischetto del rigore, c'era Arrighini che si è coordinato e in scivolata al volo, gran bel gesto tecnico, ha indirizzato verso l'angolino dove il Vicario non ha potuto arrivare e ha messo dentro così il gol del pareggio. Ancora Settembrini in mezzo, morbido il tocco di Strissolo, il pallone filtra, non ci arrivano i giocatori della Cittadella, ancora in mezzo, ancora Arrighini, ancora rete ma annullata per probabilmente una spinta. Scusate, il gol era di Scaglia che era andato a colpire in mischia, l'arbitro ha visto una spinta su un difensore e ha annullato immediatamente, non c'è stato quasi neanche il tempo di vedere il pallone dentro la rete delle Venezia per sentire il fischio dell'arbitro, quindi buono il gesto tecnico di Scaglia, ma è immediata la decisione dell'arbitro che non ha avuto il minimo dubbio prima di fischiare questo. In ogni caso una grandissima occasione, una grandissima opportunità per il raddoppio della Cittadella. Dunque Perugia a disposizione. Scusami, il raddoppio del Venezia con Geiko al 28° minuto, Venezia 2, Cittadella 1. A te. Gennaro. Sì, nel momento migliore del Cittadella il Venezia è tornato in vantaggio, splendida l'azione sulla destra, freni per Litteri, palla in mezzo per Geiko che ha concluso una bella diagonale con il destro e ha messo in rete, battendo per la seconda volta il portiere Alfonso al 28°, come al 28° del primo tempo era andato in rete Litteri, quindi il minuto 28 davvero sfortunato per il Cittadella. Cittadella che si è riportato in attacco, poi però perde di nuovo il pallone, Garofalo mette il fallo laterale. Un minuto e mezzo, ma sicuramente saranno di più per la fine di questa partita, un minuto e mezzo per la fine del 5 di recupero, ma l'arbitro ha già fatto intendere che recupererà il tempo che il Venezia sta perdendo in questa fase. Adesso c'è una rimessa laterale proprio sotto la nostra postazione di Del Grosso, palla lunga a cercare Litteri che viene anticipato, ma la recupera per qualche istante Zigoni, ma vedete il piedino Iori che fa ripartire la sua squadra con Benedetti, lancio lungo con il sinistro verso il centro dell'area dove c'era Strissolo, arriva Del Grosso e mette il fallo laterale precipitosamente, probabilmente poteva pensarci su perché era abbastanza libero, poteva gestire questo pallone. Mancano 45 secondi alla fine dei 5 minuti di recupero. Venezia 2, Cittadella 1, palla lunga di Salvi verso il centro dell'area, il colpo di testa, una mischia, una deviazione, il pallone finisce in angolo, si è salvato ma con tantissimi problemi. Il Venezia è stato determinante, Frey che ha anticipato all'ultimo istante, Arrighini ha messo il pallone ancora in angolo, davvero ottima la partita dell'ex Chievo. Frey, ancora il pallone verso il centro dell'area, ancora una mischia, c'era anche Alfonso in attacco, mancano 10 secondi, ma adesso la porta del Venezia è libera, tenta di ripartire Zigoni, tira da metà campo e il pallone che va verso la porta, ma l'arbitro ha fischiato la fine della partita. Venezia batte Cittadella 2-1, Venezia al 20° del primo tempo di Litteri, l'ex Cittadella ora con la maglia arancio-veronese, il pareggio al 17° della ripresa di Arrighini, gol partita al 20° ancora di Geiko. Ricordo il risultato, Venezia batte Cittadella 2-1, linea allo studio.